Nuovamente ai nostri microfoni un campione, ma di quelli veri, Giovanni Achenza, fresco, vincitore di un titolo in quel di Valencia. Ben ritrovato e soprattutto come va la tua preparazione in vista degli impegni futuri? Grazie a tutti e buona giornata a voi. E niente, la vittoria a Valencia è stata un po' una sorpresa, diciamo, perché essendo avversario di due olandesi che sono al netto più al di sopra di me, diciamo, è stata dura metterne, se non altro, tutti e due uno dietro, perché uno era impegnato nel mondiale di ciclismo e quindi non era presente, ma comunque sia l'altro skipper era presente. E sono riuscito in quell'occasione a metterlo dietro, quindi a giudicarmi io il campionato europeo. Giovanni, noi l'ultima volta che siamo sentiti eravamo lì in quel prologo del Giro d'Italia ad Olbia. È passato un pochino di tempo, però abbiamo visto le tue performance hanno continuato nel trend di miglioramento. Qual è il messaggio che viene fuori da questa giornata, poi che chiude un periodo importantissimo per il Comitato Italiano Paralimpico? Sì, il miglioramento è dovuto anche ai tecnici della FITRI, Mattia Cambi che è il coach e tutto lo staff che c'è dietro, perché ci curano in ogni aspetto e in tutte le dinamiche, diciamo. E quindi è logico che c'è un miglioramento, anche se c'è da dire che l'età avanza e quindi dovrebbe essere al contrario. Però nel mio caso sto reggendo ancora bene agli sforzi e quindi chissà, adesso vediamo cosa ne esce fuori per Tokyo. Beh, questa sardità che comunque ti ha sempre accompagnato, questo senso di appartenenza e questa voglia di sottolineare la valenza dell'impegno a favore di che cosa? Non solo del tuo miglioramento, ma di quello che è il messaggio, continuiamo a dire, che deve arrivare anche grazie alle sinergie in itinere con INAIL e quant'altro. Bisogna riprenderci davvero tutto quello che ci spetta. Beh, il messaggio è indirizzato anche ai giovani ragazzi che hanno una disabilità, ad esempio, e non iniziano a fare sport e quindi di conseguenza rimangono lì sul divano e non emergono. Quindi adesso a breve, molto probabilmente in Sardegna faremo un programma di divulgazione di cosa vuol dire triathlon nel nostro caso, e spero che qualche ragazzo in più si avvicini a questa disciplina che io faccio e che gli passi il mio testimone, se non altro. Giovanni, niente è impossibile. Quello è vero, basta mettersi all'opera, diciamo, e chissà, magari un altro ragazzo potrebbe anche a Parigi alle Olimpiadi del 2024 magari presenziare a posto mio, chissà.